Presidente, c'è questa notizia di questa mattina, battuta anche dall'ANSA, con il CONI che ha ufficializzato Milano Cortina. È una bella notizia, la dedichiamo a quei 2 o 3 lazzaroni che abbiamo trovato strada facendo, che dicevano che era tutta un'invenzione quella della candidatura di Cortina. Prendano atto che in Argentina Malagò ci va con la candidatura al congresso del CIO, ci va con la candidatura Cortina-Milano, il che vuol dire che a noi è stato dedicato tutto lo sci alpino, il curling, e poi ovviamente abbiamo anche tutto quello che riguarda il bob, lo slittino e lo scheletro. Quindi direi a pieno titolo le Dolomiti nelle Olimpiadi. Lei lo aveva anche ribadito all'inaugurazione del velodromo, insomma, davanti a Malagò e anche davanti ad Abodi. Ma sì, guardate, io credo che questa candidatura sia eccezionale e fra l'altro noi faremo la nostra prima uscita ufficiale giovedì in regione con il collega Attilio Fontana, il sindaco di Milano Sala e il sindaco di Cortina Giampiero Ghedina. Dall'altro anche voglio dire che noi abbiamo portato una grande dote, ovvero il patrimonio dell'umanità che sono i Dolomiti, il lab degli sport invernali più grande a livello internazionale e soprattutto portiamo un territorio riammodernato e assolutamente tagliandato per il 2026, visto considerato che noi abbiamo i mondiali di sci 2021 e per i quali stiamo investendo circa 242 milioni di euro. Il governo insiste nel darvi l'appoggio ma non le risorse? Ma guardi, questa è una partita che poi affronteremo, capisco questa fase che è una fase un po' più, come si può dire, delicata, però è pur vero che stiamo parlando di una candidatura che ha un valore internazionale, stiamo parlando della promozione non della singola Cortina o del Veneto o di Milano o della Lombardia, ma stiamo parlando della promozione del paese a livello internazionale con una visibilità unica. Voglio anche ricordare che CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ci dà 980 milioni di euro per le Olimpiadi e quindi come potevamo rinunciare a 980 milioni se non altro per il fatto che non avevamo subito disponibili 3 o 400 milioni. Un privato non avrebbe mai fatta questa rinuncia e noi ci siamo mossi da privati a questo punto, singolarmente. 400 milioni o i 500 che mancano in 12 anni sarà possibile? No, in 8 anni sarà possibile trovarli, no? Ma guardi, io penso che intanto bisogna essere fiduciosi, solo i pessimisti non fanno fortuna. Sono un inguaribile ottimista e penso che poi si troverà anche la quadra a livello di sponsorizzazioni, di tutto quello che poi ne consegue. Voglio anche ricordare che in tutta questa partita spero anche che poi ci trovi anche una soluzione con il governo, visto considerato che pensare di non finanziare una manifestazione come questa vorrebbe dire porre parola fine su tutto il resto. Io sono fiducioso, ringrazio il sottosegretario Giorgetti per come si è mosso, per la prudenza che ha avuto e per la dedizione che ha avuto e la pazienza che ha avuto, e dopodiché si guardi avanti. Adesso noi dobbiamo andare dritti all'obiettivo. A settembre 2019 ci sarà l'investitura, speriamo che sia quella di Milano Cortina e dopodiché ragioneremo. Di certo noi non ci fermiamo, con soldi pubblici o senza soldi pubblici andiamo avanti.